pone alla testa dell'uomo. E questi sono i piccolissimi rappresentanti. Questi sono i bambini e le bambine del Surzigheddu, accompagnati in questa danza da Silvano Cadda. Davvero un grande applauso. Fatta di saltelli, di passi caratteristici, questo suono grave dei campanacci. Nel mentre Gesù Soccadores in maniera più allegra cercano di acchiappare con Sasoga le persone che assistono a questa manifestazione. Ascoltiamo il suono del carnevale di Nemoiada. In questa antichissima e misteriosa danza. Ecco, hanno acchiappato anche la telecamera e ci salutano.
fanno schiaffito per 20 volte. Il primo nucleo dell'Associazione Culturale Azioni Vettori si è costituito nel 1975, quindi ricordiamo con questo grande applauso Costantino Azzeni, il mammutone per eccellenza, e salutiamo Mammutone, sei il soccadores di Mamoiada, grazie! Grazie per essere stati qui con noi e per averci delle campane, dei campanacci. Poi in piedi, perché come potete vedere tutte le maschere hanno il viso, le mani e gli avambracci tinti di nero, dei fintieri. È una maschera molto caratteristica che ha due accessori che possiedono solo loro, sono suvintorzo sul sonazzoso e sul cone chi sol sonazzoso e sagonca del subessi. Un'altra caratteristica di questa maschera è che indossa sia elementi maschili che elementi femminili. Su sciallo, su bonette e su muccadore, due di questi sono elementi del vestiario femminile. Come potete ascoltare fanno tintinnare questo portone che è costituito da un portone di legno de Ozzastro de Ulia, che possiede nella sua sommità più di questi sonazos che appunto fanno tutto questo rumore, questi campanacci. Questo è un rito molto antico e anche il significato di questo rito si perde nella notte dei tempi. Probabilmente facendo tutto questo fracasso allontanano tutte le malvagità, tutte le negatività presenti nella natura e richiamano la prosperità dell'anno agrario. Siamo in Liguria, nell'Alta Val di Vara, 687 metri, sono liguri di montagna. Come potete vedere hanno una duplice maschera, i belli e i brutti. I belli indossano abiti dai colori vivati con una fantasia floreale, sono adornati di crine, fiocchi e campanelli. Hanno questi capelli adornati di fiori e di crine coloratissime. E dietro loro ci sono i brutti, e questa caratteristica che questa maschera è indisponibile, viaggiano insieme. I brutti sono vestiti con abiti rivoltati e strappati, e sulla testa portano casche con lunghe e grosse corna, e ricoperti da pelli, il viso è tinto di nero, nascosto da maschere. Visitavano i casali dove in questi casali chiedevano cibo e chiedevano vino. I belli fanno ballare le donne della famiglia mentre i brutti si risparmiano in scherzi e in cure. Al calare della sera si riunisce tutti insieme per cenare in compagnia. Per questo carnevale, vedete intanto come danzano insieme le maschere dei belli e dei brutti che appunto rappresentano le maschere di animali e i belli invece che sono umani. L'alba del
grazie a sos marinos, bundos, impugnino i forconi e da esos mojos versino il grano. Sos mojos sono questi contenitori di sughero, eccolo, il contenitore di sughero. È un essere che incarna sia una creatura umana ma anche un animale, un bue, come stiamo notando da questi ululati. Gli antichi raccontano che nelle notti tempestose, quando c'era il vento, la pioggia, ma soprattutto il vento, gli antichi dicessero pare che bisogna tutto il mondo s'aggiri. Un essere demoniaco che propizia i raccolti. Ecco infatti arrivare il grano come segno di fertilità e di abbondanza. Anche questi sono riti legati all'anno agrario. Subundu con il suo grande vociare allontana tutte le negatività dai raccolti e dalle case e richiama tutto il bene. Un'altra leggenda racconta di un contadino che è riuscito a convincere sos bundos a partecipare alla semina, ed ecco perché nelle tasche sol bundos hanno sempre i semi e il grano. Di pioggia, di fertilità e di buoni raccolti e di buone notizie abbiamo così grande bisogno. Un grande applauso a Subundu di Orani, grazie. Si conclude questa danza caratteristica fatta di saltelli cadenzati. Sturzu rinasce e ci sarà anche quest'anno un anno propizio. Grazie, un grande applauso a sos mamotones antigos di Samogheo. Antichi riti propiziatori, dei veri e propri riti che poi sono rappresentati, continuano a essere rappresentati nei nostri
carnevali. Lasciamo Samugeo e ci spostiamo a Neoneli, nelle verdi colline del Marigadu. Accoglieteli con un grande applauso Sa Maschera Eduardo di Neoneli. Grazie al gruppo di Tertenia che oltre alle loro maschere ha portato qui anche questa antichissima tradizione di richiamare l'acqua con i teschi. Grazie. Salutiamo su Maimoni e Isingestus di Tertenia. Lasciamo l'Ogliastra, lasciamo il mare e ci spostiamo in montagna, nel paese più alto della Sardegna. Un grande applauso, Urtos e Butudos di Fonni. Le maschere fanno il loro ingresso. Surtu è l'animale con il campanaccio e le pelli nere o bianche, mentre Cosbutudos indossano il caratteristico cappotto in orgacce nero e i campanacci. Surtu è proprio il fatto che si arrampichino ovunque. Sono state definite dal Wagner maschere cenciose e sudice dal vestiario a sbrendoli ricoperte di pelli tinte di fuliggine che l'ultima sera di carnevale come vuole tradizione appunto si arrampicano ovunque. L'ultima sera di carnevale, come dicevamo, cantano parodie carnevalesche e impauriscono ragazzi e ragazze. Surtu è una maschera ricoperta di pelle di montone e costituiva e costituisce tutt'oggi il centro del rito simbolico, attorno al quale gravitano tutti gli altri componenti della maschera. Surtu si avventa contro la gente, scherza con le persone, mentre Cosbutudos cercano di frenare questa corsa animalesca. Surtu scappa, si arrabbia, Surtu e Sos Guardianos
Surzu è una maschera tragica, la personificazione del dio Dioniso, il dio della vegetazione. Lo vedremo entrare a breve con una testa di cinghiale sovrapposta alla testa dell'uomo. Intanto state sentendo in lontananza i colpi che Surzu riceve, questa maschera tragica, riceve colpi perché dovrà morire per rinascere, muore l'inverno perché la primavera rinasca. Su Maskinganna invece rappresenta il diavolo, su Diaulu si diverte a spaventare gli uomini, le donne e assume delle sembianze preferibilmente di pecora o di capra. Infatti vedete come gioca e come ha giocato con gli spettatori. Mentre su Maskinganna si ferma, ecco Surzu condotto in catene casa per casa, in questo caso nella piazza, dai due omadores vestiti con gli abiti tradizionali. Surzu, questa bestia, questa maschera tragica, viene percosso dai Sosbardianos vestiti da un lungo sacco nero e con le pelli. Sosbardianos hanno un poderoso bastone e pestano Surzu. Che ha appunto una testa di cinghiale sovrapposta alla testa dell'uomo e sul petto porta delle pelli, al collo un grosso campanaccio. Antichissimo carnevale, questo antichissimo rito è legato ai riti propiziatori per l'anno agrario, il cerchio sacro in tutte le tradizioni antiche a riportare in vita Surzu.